Un'azienda che ho avviato io con il fratello ancora nel 1980. Abbiamo sempre lavorato assieme e dopo nel tempo il fratello si è staccato e l'ho continuata io con l'aiuto della famiglia. L'impresa fa costruzioni nuove, fa civili, fa industriali, fa restauro. Maestro artigiano ho insegnato a più di qualche giovane che ha finito le scuole, è venuto qua a lavorare e ho insegnato perché mi piace insegnare anche agli altri il lavoro. Che dopo di seguito a sua volta hanno fatto anche loro l'impresa e si sono arrangiati da soli dopo nel tempo. E gli piacevano naturalmente fare questo tipo di lavoro. 20 anni fa, anche 30, ce n'erano di più ragazzi che venivano a lavorare qua. Il passo generazionale è avvenuto con l'aiuto dei figli. C'è il figlio Andrea che mi aiuta in cantiere anche nei disegni, nel tracciamento, in tutti quei lavori là. La figlia come contabile, come ragioniera, insieme con la moglie che mi aiuta anche lei. Delle nuove costruzioni è sempre una cosa che piace fare, perché è una realtà che si vede dopo, non è fatta né a carta e non si vede più, è proprio una cosa che nasce, che si vede fatta, e questa è la cosa più bella. Poi c'è anche il restauro che è bellissimo, non si esclude anche quello. La soddisfazione è quella di vedere una cosa vecchia, diciamo, nel restauro e poi viene rifatta totalmente, che risulta nuova dopo.